Con Vinexpo Paris si apre lo scenario dei più importanti appuntamenti fieristici per il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene di OCG. A Parigi si aprirà il nuovo stand del Consorzio con un nuovo concept legato a una maggiore evidenza del nostro territorio, con un colore verde intenso che starà ad indicare la bellezza di queste colline, e con dei LED che rappresenteranno proprio la preziosità di tutto il nostro territorio. Saranno 19 le aziende presenti a Parigi, il doppio dell'anno precedente. Questo sta a significare quanto è importante il mercato francese per i nostri produttori, per la nostra denominazione, e di quanto appunto sarà poi in un futuro determinante lavorare con loro. Dal 19 al 21 marzo invece voleremo a Düsseldorf, la più importante fiera internazionale a cui il Consorzio partecipa. Ci saranno anche in questo caso molte aziende partecipanti, e la Germania rimane ovviamente uno dei mercati più importanti per il Conegliano Valdobbiadene. Dal 2 al 5 aprile saremo presenti al Vinitaly con lo stand del Consorzio. Qui avremo sicuramente lo scenario più importante per presentare le nuove annate, gli educational che il Consorzio organizza per aprire al pubblico la conoscenza del Conegliano Valdobbiadene, delle sue diversità e della sua complessità. Ma alla fine le fiere saranno lo scenario più importante per presentare i nuovi progetti del Consorzio del 2023, primo fra tutto la Green Academy, un incubatore di idee, di ricerche, di professionalità, per poter affrontare le tematiche più importanti come la sostenibilità, ma anche i cambiamenti climatici. Non mancherà anche il Wine Tourism Lab, un progetto che raccoglie tutte le caratteristiche più importanti del prodotto, della sua salubrità, della sua versatilità, ma anche della natura, del tempo libero e, in un'unica parola, dell'enoturismo.